poesia, con il sangue che sgorga, con le lacrime e con la polvere del mio petto, con i denti della ruspa, con le membra smembrate, con le macerie dell'edificio, con il sudore della protezione civile, con le urla delle donne e dei bambini, con il suono delle ambulanze, con i resti di un albero che amo, con tutti questi volti che cercano i loro dispersi, con la voce del bambino Anas sotto le macerie che dice: sono ancora vivo, con i corpi senza lineamenti, con l'attesa, l'attesa, l'attesa e ancora l'attesa. Posso scrivere una poesia con il fragore del tradimento, con il silenzio nudo, con la neutralità viscosa, con l'impotenza svelata, con il servilismo verso l'America. Che cosa può una poesia? Buonasera. Benvenute, benvenuti alla serata del Premio Terzani 2025. Grazie a Angela Terzani, ai figli Saskia e Folco, che dal 21 anni ci consegnano la responsabilità di costruire un festival che accompagni il premio dedicato a Tiziano Terzani. Una responsabilità che quest'anno
In questo tempo dell'inaudito, come titolava un dibattito di questa edizione del festival, abbiamo cercato di assumerci fino in fondo. Un festival culturale che rinunciasse a farlo non avrebbe più senso di esistere. Grazie dunque per aver gremito questo bellissimo teatro che da sempre è la casa del Premio Terzani, perché ci testimonia un po' anche, lasciatemelo dire, il vostro desiderio di condividere questa responsabilità. Perché a Gaza sta morendo un popolo, ma sta anche morendo il diritto, sta morendo l'Europa, stiamo morendo anche noi. Grazie. Grazie alla giuria del premio. Li nomino a Enza Campino, Toni Cappuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabbanelli, Nicola Gasbarro, Carla Nicolini, Marco Pacini, Paolo Pecile, Remo Andrea Politeo, Marino Sinibaldi, Mario Soldaini e da quest'anno anche Saskia Terzani, molti di loro sono qui con noi stasera. Grazie per la vostra decisione che sosteniamo fino in fondo. Abbiamo ascoltato adesso il brano For Guernica di Alessio Zoratto, che è stato eseguito dal Vicino Lontano Ensemble, una formazione che è nata in occasione della 20ª edizione del premio. Ve li presento: alla batteria Emanuel Donadelli, al violoncello Carla Scandura, alle tastiere Giulio Scaramella, Nicoletta Taricani, voce, e Alessio Zoratto al contrabbasso. Nel brano finale che ascolteremo saranno accompagnati anche dall'attrice Letizia Bucchini. Li ascolteremo quindi ancora nel corso della serata. Sullo schermo avete visto scorrere le immagini di un video, Nel mirino della memoria, ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina, che è stato realizzato dal Geneva International Film Festival and Forum on Human Rights, con i disegni di Gianluca Costantini, artista attivista che è qui con noi e che ringraziamo. Durante la guerra di Gaza, collaborando attivamente con il Committee to Protect Journalists di New York, Gianluca, che è noto a livello internazionale per il suo impegno per dare un volto alle vittime dei soprusi, ha costruito giorno per giorno un memoriale visivo dedicato ai giornalisti uccisi a Gaza. Abbiamo ascoltato Alessandro Lussiana, che ha recitato una delle poesie che sono raccolte nel volume Il loro grido e la mia voce, poesie scritte a Gaza durante la guerra in condizioni di totale precarietà. Ne ascolteremo altre nel corso della serata, dalla voce di Valeria Perdonò e di Massimo Sommaglino, che ha curato anche la regia di questa serata. Il volume verrà presentato domani mattina alle 9:30 in Loggia del Lionello dai curatori insieme a Saskia Terzani, e lo troverete anche nel foyer del teatro, al punto bookshop, insieme anche a 8 titoli che riguardano la questione israelo-palestinese, che a suo tempo erano stati segnalati dalla giuria, ovviamente insieme ad altre pubblicazioni, per concorrere a questa edizione, e naturalmente insieme agli ospiti di questa sera, che invito a entrare sul palco, a partire da Marco da Milano, che condurrà la serata. Buonasera, grazie. Giornalista, saggista, è stato direttore dell'Espresso, editorialista della Sette, lo vedevamo sempre a Propaganda Live,
e dal settembre 2022 conduce Il Cavallo e la Torre su Rai 3, una striscia quotidiana di informazione, e che tra l'altro è stato da poco nominato. Ci fa piacere perché è un premio che fa parte del panorama culturale della nostra regione, presidente della giuria del premio Lucchetta. Grazie. E invito anche a entrare sul palco Paola Caridi, Stefano Di Bartolomeo, Francesca Mannocchi, che sarà con noi presente con una sua intervista, e i giornalisti Safwat Al-Khalut, e Wael Al-Dadou. Ci aiuteranno questa sera nella traduzione Rania Kattan e Rabia Abi Abdallah. Li ringraziamo. E lascio la parola a Marco da Milano. Grazie. Grazie. È una serata molto particolare questa, e già è cominciata in modo straordinario, straordinaria prima di tutto la vostra presenza e anche questo lungo applauso che ha aperto questa serata, perché Tiziano Terzani diceva che la storia esiste solo se c'è qualcuno che la racconta. E questo è il senso del nostro mestiere, il mestiere del raccontare, il mestiere del giornalista. Oggi, e c'è nella motivazione del premio che sarà affermata alla fine di questa serata, oggi il giornalismo a Gaza muore, così come se ne è parlato proprio nella giornata del 9 maggio, muore la giornata dell'Europa, muore l'Europa a Gaza, muore la nostra coscienza, la nostra dignità, muoiono i nostri valori proclamati, muoiono i nostri principi ipocriti. Allora, questa sera, proprio perché senza qualcuno che racconta una storia, la storia semplicemente non c'è, non ci sono quelle persone. Oggi noi racconteremo e onoreremo prima di tutto i giornalisti uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023. Non ne conosciamo neanche il numero esatto, possiamo dire 219, 212, 214. Sappiamo che sono giornalisti e intanto chi fa il nostro lavoro sa che dietro ogni racconto c'è qualcuno che prende un'immagine, qualcuno che permette anche in questo momento a me che la mia voce sia ascoltata, c'è un fonico, c'è qualcuno che monta, c'è qualcuno che trasmette, e quindi il giornalismo, anche se è un mestiere
che ha una firma, ha un volto, dietro ogni firma e dietro ogni volto, dietro ogni voce c'è un lavoro collettivo, c'è un lavoro comunitario, e questo vale ancora di più per quello che sta succedendo a Gaza dal 7 ottobre. Un lavoro collettivo, un lavoro comunitario che è sono i nostri occhi, le nostre voci, perché i giornalisti occidentali, cosiddetti occidentali, non possono entrare, e noi tutto quello che sappiamo lo dobbiamo a loro, che lo fanno a rischio della vita. Allora, tra poco ne parliamo con Gweila Dadù, con Sawat Al-Kalou, con Paola Caridi e con Stefano Di Bartolomeo. Ma prima, ne ha già parlato Paola, sentiamo un'altra poesia contenuta nel volume Il loro grido e la mia voce, And Giuda, grazie dell'ultimo missile. النص بعنوان شكرا للصاروخ الأخير. صباح الخير أيها العالم، أنا هناك، أقصد هنا، نعم بالضبط، في غزة. تحت هذه الكومة الرمادية كنت أصرخ قبل لحظات، لكن صاروخا أخيرا جعلني أقفز إليك لأخبرك ما أنت عاجز عن فهمه. صباح الجوع أيها العالم، ليست معدتي بالضرورة، ليس الخبز الذي تقاطعه من أجل حميتك، ليست حاوية الطعام التي أرسلتها لأطفالي كمعونات بائسة وقفت عند مفترق البنادق ولم تصل، ليست طوابير الجوعى ولا عظام الجائعين البارزة. أنا جائع لذاتي، أقصد كنت جائعا لآدميتي قبل أن يأكلني صاروخك الأخير. صباح الجنون، ماذا تظن وأنت تشاهد صامتا مدعيا الفهم؟ تهز رأسك، تهوي بمطرقتك، تقرر هدنة إنسانية من أجلي. أوه شكرا، سأبتسم لك ممتنا، سأضحك كاشفا عن كل أسناني، سأقهقه وأنا أملأ أذنيك بالنحيب. أخبرني، هل ترى أصلا صباح العتمة؟ ماذا تعرف عن البرد الذي جمد أطرافي وأنا أكسر خزانة الثياب كي أحشوها في المدفأة؟ أحرقت الكتب المدرسية والملابس الصيفية، الجماجم وصوت الانفجارات الرديء، ولم أعد أكترث مثلك تماما. صباح الموت أيتها الحياة، آمنت بكفرك، اغتنيت عن إفلاسك وعن سقوطك علوت. أنا الذي في الجب لا إخوة لي، يشهدون كالعميان فجيعتي. أنا المفجوع بالخيبات وبشاعتك أيها العالم. شكرا للصاروخ الأخير، أراح الشارع من عويل طويل. Well, vorrei cominciare da te. Perché il giornalista fin dall'inizio è diventato un obiettivo, un target? شكرا أولا. أود أن أشكركم جميعا كل باسمه ولقبه ومكانته على الحضور، وأشكر القائمين على الجائزة أولا. ولم يعد سرا أن استهداف Non è un الصحفيين segreto parlare del
dei giornalisti che sono un target, perché questa è la هو verità. شاهد العيان الحي Perché il giornalista è quello che vede con i propri occhi quello che sta accadendo. Questa guerra, questo genocidio contro un popolo, contro una storia, contro una geografia nella striscia di Gaza. أن هناك شعب يحتضر. Si è detto che c'è un popolo che sta morendo, ma per essere più precisi, che il popolo lì, in quel terreno, sotto assedio, sotto يواجه attacco, الموت في كل لحظة affronta la morte in ogni momento, in ogni secondo, in ogni في ora, كل يوم tutti i giorni, ogni giorno, in ogni angolo del territorio. يواجه هذا الموت. Ma almeno cerca di combattere, di far fronte a questa morte, cerca بين di أحضان هذا الموت من قلب الموت. prendere la vita, di sottrarre la vita da questa morte per rimanere, per sopravvivere nonostante tutto. Il giornalista, ebbene, fa parte di questo tessuto, fa parte di questa società, هذه الإرادة. fa parte di questa volontà فهذا المضي قدما e vuole andare في avanti, كونه جزء من هذه الحكم. facendo anche ما يجري parte في di قطاع غزة questa società. Quello che sta accadendo ربما nella لا striscia يخطر di Gaza, على بال ولا على قلب بشر. forse nessuno lo può immaginare, كان a dire il لزاما على vero. الصحفي Per questo il giornalista doveva essere straordinario anche in questo suo sforzo. Noi abbiamo cercato di coprire tutte le guerre. A livello personale ho seguito tutte le guerre nella striscia di Gaza. بالتأكيد مختلفة Ma questa volta veramente في كل è شيء tutto è molto diverso, وفي كل con tutti i dettagli, con tutti gli وفي كل sviluppi, تداعياتها علينا tutte le كصحفيين conseguenze su di noi come وعلينا giornalisti كبشر e su di noi come esseri umani في هذه che البقعة. viviamo in questo territorio. لذلك كان لزاما أن نكون Per questo dovevamo essere all'altezza e di presentare questa testimonianza, di documentare quello che sta accadendo affinché vi raggiunga raggiunga tutte le persone che vogliono conoscere tutta la realtà, la verità أن هذا الدور يليق in بنا tutto il mondo. كصحفيين Questo è il nostro ruolo come giornalisti, لأنها رسالة in primis إنسانية perché è un سامية messaggio نبيلة umano, مكفولة nobile, بكل القوانين والشرائع garantito da والدساتير. tutte le leggi internazionali, tutte le costituzioni di tutti i paesi. 2, perché è una missione giornalistica. E 3, perché è una missione patriottica. Perché chi oggi subisce il genocidio, chi oggi subisce la morte, chi lotta per la sopravvivenza in ogni istante, in ogni ora, in ogni momento? È mio figlio, mia moglie, أقاربي، جيراني، i miei vicini, i miei الشعب amici, الفلسطيني. e il popolo palestinese. لا يوجد أحد غريب. Non c'è nessuno هذه estraneo da الأشياء tutto quello che sta كان accadendo. لزاما أن نكون Quindi كصحفيين avremmo dovuto come على giornalisti مستوى essere هذا all'altezza الحدث di questo الاستثنائي evento الغير straordinario, وكان أيضا senza لزاما precedenti. أن نكون Dovevamo شهود anche essere حياة testimoni حقيقيين oculari, veri, موضوعيين شفافين trasparenti, نعمل بنزاهة lavorare onestamente con un'alta, grande professionalità per far arrivare la verità pura a tutte le generazioni, a questa generazione, certo, ma anche alle generazioni future. Forse ci sarà il giorno che le generazioni future sapranno quello che sta accadendo, ascolteranno, sentiranno parlare di queste storie. ليس بمقدورنا كصحفيين Forse noi oggi come giornalisti non possiamo documentare tutto quello che sta accadendo, questa piccola fascia di terra separata o isolata dal mondo intero, ma almeno col nostro sforzo semplice, modesto, من وسط النار ومن وسط in mezzo al fuoco, in mezzo alla morte, cerchiamo almeno di fare tutto il حتى possibile نوثق per هذه documentare القصص queste والحكايات storie والحقائق e queste لتكون verità حاضرة لتصل affinché إليكم possano essere presenti e vi raggiungano في هذه الحياة in questa vita, oggi, e possano rimanere وشهيدة come testimonianza على البشرية per جمعاء tutta في كل أنحاء l'umanità العالم in tutto il mondo. بما في ذلك
للأجيال السابقة incluse le generazioni future. Forse questo non piace all'occupazione israeliana, secondo me, perché semplicemente l'occupazione israeliana vuole fare ciò che va contro l'umanità, contro le leggi internazionali وهو يريد أن يقول e ذلك vuole بعيداً fare tutto ciò عن أعين lontano dagli occhi della verità, dai testimoni oculari che sono i giornalisti. لا يوجد ما يبرر Perché se no non c'è niente che spiega perché più di 214 di colleghe e colleghi sono stati uccisi, decine di famiglie sono state sterminate, famiglie di giornalisti, la distruzione di decine di uffici, forse decine, forse centinaia di abitazioni dei giornalisti, come è successo con me e con tanti colleghi. E questo è un prezzo purtroppo doloroso, spaventoso, ma è un prezzo per la verità, الحقيقة فقط. per la verità soltanto. Grazie. Paola, Wael ha perso, sono stati uccisi la moglie, 2 figli, nipote, 3 figli. altri familiari e anche suo figlio Hamza, che faceva lo stesso lavoro, il giornalista per Al Jazeera, aveva 29 anni e lui l'ha appena detto, non ci sono solo i giornalisti messi a rischio, ci sono tutte le loro famiglie che diventano un target, ricordiamo che vengono monitorati, controllati, presi proprio come obiettivi. E un'intera generazione anche di giornalisti e di professionalità giovani è spazzata via, è recisa. Chiedo anche a te, perché mai come in questa guerra i giornalisti sono un obiettivo? Peraltro il loro numero è superiore a tutti quelli uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, le grandi guerre. Ma noi prendiamo i giornalisti come esempio delle professionalità anche di una cultura, di un'intera cultura come quella palestinese, in questo caso nello specifico a Gaza, senza dimenticare che questa storia è cominciata con l'uccisione di Shirin Abu Akleh a Jenin in Cisgiordania. Proprio l'11 maggio, domani, l'11 maggio 2022. Sì, quindi non è una cosa che riguarda solamente Gaza, ma riguarda l'intera Palestina, perché i giornalisti, perché i medici, perché i poeti, perché i paramedici, perché gli ingegneri, perché i rettori delle università, perché i docenti delle università, delle 11 università di Gaza, perché i maestri delle scuole di Gaza. È, secondo me, una sorta di culturicidio, cioè distruggere in questo modo una cultura, ma vuol dire anche una parte del genocidio, perché quando si mette non solo al centro l'idea di distruggere un gruppo, ma l'idea di distruggere la memoria e la cultura che rappresenta un legame fra il passato e il futuro, allora vuol dire proprio annientare non solo una terra, ma uno degli elementi di quella terra, perché per me, e molti lo sanno, insomma l'ho scritto più volte, quello che è chiaro ormai è questo senso diverso del rapporto con la terra, fra gli israeliani e la terra, i palestinesi e la terra. Mentre per gli israeliani c'è questo senso della proprietà e del possesso e del dominio sulla terra, per i palestinesi, io l'ho scoperto guardando gli alberi o studiando gli alberi, per i palestinesi il rapporto con la terra è un rapporto di appartenenza. Sono uno degli elementi della terra, come lo sono gli alberi, come lo sono le rocce, come la sabbia, come il mare. Allora, come fai a sradicare un'intera popolazione da quella terra? Uno degli strumenti, ahimè, è quello di distruggere il rapporto culturale anche con la terra. E questo succede appunto anche con i giornalisti, ma i giornalisti secondo me sono il segno, il simbolo, la parte per il tutto rispetto a tutte le altre professionalità. I contadini
non parlo solamente delle professionalità umanistiche, parlo dei contadini, parlo di chi ha questo rapporto millenario con la terra. Gaza è una terra che ha 5.000 anni. Gaza, la città di Gaza è una delle poche città nel Mediterraneo che conserva il suo nome da almeno 3.500 anni. Perché distruggere i siti archeologici? Perché distruggere tutte le moschee? Perché distruggere anche le chiese di Gaza? Perché vuol dire, questo è genocidio, secondo me. E a proposito di quello che hai appena detto, Mahmoud Darwish nella trilogia palestinese dice: che cos'è la patria? Custodire la tua memoria, questa è la patria, che è proprio il senso di chi fa cultura, custodire la memoria, custodire le parole, custodire i racconti, custodire le immagini. Non dominarle, sei un non custode, esatto. non sei un proprietario, sei un custode. Sì. Sawat Al-Khalut, vorrei chiedere, anche nel rapporto che tu hai con molte testate occidentali, anche con molte testate italiane, le difficoltà che ci sono nel raccontare quello che succede a Gaza dall'altra parte, qui. Parlo italiano o in arabo? تكلم بالإيطالية أو بالعربية؟ Come vuoi. Buonasera, volevo anche ringraziare tutti gli italiani che vi sono venuti, e questa è l'Italia che io conoscevo da 30 anni comunque. Guarda, dal primo momento noi abbiamo capito che quando gli israeliani hanno chiuso il valico, o tutti i valichi, hanno pedito anche tutti i nostri colleghi occidentali, anche internazionali, non solo europei e americani, ci siamo trovati davanti a una sfida, quindi che noi dobbiamo fare quello. Come sempre dice l'amica Paola, è il giornalismo rinato a Gaza, quindi con la mancanza della corrente elettrica, con il cibo, l'acqua, l'internet, abbiamo dovuto superare questi ostacoli e trovare dei mezzi che anche noi ancora non capisco come siamo riusciti a farla, senza corrente elettrica, senza internet, senza cellulare, senza cibo, che hai una famiglia da mantenere e da proteggere, che è difficilissimo, e dall'altra parte che tu devi fare un altro ruolo, un mestiere che è diventato nazionale, non solo professionale. Noi potevamo tutti sedersi a casa e ricevere lo stipendio lo stesso, ma come ha detto il collega Wael, è un dovere nazionale. Tutti i giornalisti, anche Wael e altri colleghi che hanno perso familiari, figli, case, tutto, hanno deciso di andare avanti lo stesso, nonostante il dolore, nonostante la sofferenza. Ci sono piccoli dettagli che nessuno ci pensa all'estero, lì fuori. Come il giornalista è riuscito a fare la diretta senza corrente elettrica, come è riuscito a raccogliere delle notizie senza internet, senza gruppo WhatsApp per esempio, senza Facebook, perché noi oggi i mezzi per raccogliere le notizie, per fare la notizia e mandarla sono molto sviluppati, mentre a Gaza è tornata indietro più di 30 o 40 anni. Quindi forse un po' strano che... Raccontalo, come? Vabbè. Comunque si inizia sempre a cercare come generare o creare un corrente elettrica. Abbiamo dovuto cercare nelle macchine ferme, perché tutte le macchine non funzionavano durante la guerra, tutto era fermo. Passare le porte, chiedere al proprietario se lui vuol vendere il gasolio dentro la macchina, e abbiamo dovuto succhiarlo, tirarlo fuori dalla macchina a 25 euro al litro
non al prezzo normale, a 25, è arrivato a un certo punto anche 30-35 euro al litro. Quindi questo litro di gasolio per noi era molto importante, non solo per noi, anche per gli altri colleghi che non potevano comprare questo litro di gasolio. Con il nostro piccolo generatore elettrico potevamo portarlo e fare un giro e andare a fare le dirette dalle strade, e anche chi voleva caricare la sua batteria, il suo cellulare, era aperto per tutti. Quindi abbiamo condiviso tutti i mezzi che noi abbiamo avuto, anche tutti hanno fatto la stessa cosa. Chi poteva comprare un po' di gasolio e far funzionare il suo generatore elettrico aveva condiviso tutti i poteri, i mezzi con gli altri giornalisti. Questo per quanto riguarda la corrente elettrica. Per quanto riguarda l'internet, per esempio, le reti cadevano alle volte per 10 giorni, un paio di settimane, e noi senza internet non potevamo anche lavorare, perché oltre che si mandavano gli email, le notizie, si contattava con l'altra parte di Gaza per anche raccogliere più notizie. Abbiamo dovuto cercare nel mercato tutti questi piccoli SIM card, le schede, che erano israeliane, perché noi siamo vicini come confine con Israele, quindi c'è nel mercato queste schede, però non erano registrati. Quindi abbiamo raccolto tutte queste vuote, non registrate schede di cellulare israeliane, e abbiamo chiesto dai nostri amici dall'altra parte in Israele o a Gerusalemme o in Cisgiordania di chiamare la società israeliana per registrare queste nuove SIM card, e così potevamo avere un po' di SIM card, perché ogni volta che le società israeliane scoprivano che questa linea funziona a Gaza, lo bloccavano. Quindi sempre avevamo in tasca 10, 15, 20, quello che potevamo raccogliere dal mercato, sempre quando cade una, far funzionare un'altra, creare un'altra. Questo a livello del SIM card. E così via. Comunque noi abbiamo dovuto lasciare il nostro ufficio a Gaza City, abbiamo anche dovuto lasciare le nostre case a Gaza City. Tanti di noi hanno vissuto nelle tende. Il nostro ufficio era una tenda. Tutto quel lavoro che avete visto, Al Jazeera e gli altri, è sempre in una tenda, piccola, semplice, ma tutti gli apparecchi sono dentro. Quindi da noi si dice deve scavalcare per sopravvivere, e così abbiamo fatto. Io ti ringrazio anche per averci portato in questi particolari che sono la sostanza del nostro lavoro, e ci hai fatto questo racconto. Il nostro ufficio e la tenda è davvero emozionante. Vuoi? Prego. Vuoi? Prego. Vorrei aggiungere una cosa. Per quanto riguarda le difficoltà, noi abbiamo lavorato in condizioni veramente disumane, che non hanno niente a che vedere con la professione, a dire il vero. Noi come giornalisti abbiamo delle famiglie, le famiglie sono sfollate, noi siamo stati sfollati. Conoscete la storia del bagno in tempi di guerra? Forse per voi può sembrare strano, ma in ogni caso, durante la nostra presenza a Gaza, ho voluto di produrre un documentario che parli del bagno in tempi di guerra.
ربما يصاب البعض بالصدمة Forse alcuni di voi لكنها possono على essere, أي حال trovano questo scioccato, ma questa è la verità. الحمام في زمن الحرب Il من bagno ai أكبر tempi della المصائب guerra è una delle più أكبر grandi المشاكل tragedie التي كنا نواجهها. che abbiamo نحن affrontato. كصحفيين Noi come giornalisti نعمل في ظل الخطر lavoriamo لا ننام في nel الليل pericolo, ولا في non النهار dormiamo di notte, non نواصل dormiamo di العمل giorno, lavoriamo di وسط continuo الأخطار in حتى mezzo ai عندما tanti يستشهد pericoli, anche زملائنا quando ويجرح alcuni nostri ويصاب colleghi muoiono, ويحدث vengono انفجارات feriti, قرب منا scoppiano وكل هذا الاستنزاف esplosioni vicino a noi. في معظم الأيام La maggior parte dei كنا giorni نخشى أن quello che نحتسي المية أو temevamo نشرب المياه è di bere لكي لا l'acqua نحتاج إلى الحمام. per non dover andare in وهذه bagno. معضلة E questo è ربما veramente un تبدو dilemma, هستيرية forse لكنها على può أي sembrare una حال cosa هي isterica, ma è questa la nostra verità, la nostra verità amara أين e يتوجه disumana, immorale. الصحفي Dove المشرد va في il خيمة giornalista لقضاء che vive حاجته؟ sotto una أين tenda تتوجه per زميلتنا usare il الصحفية؟ bagno? La nostra collega هذه giornalista الكلمة donna, dove va? من حساسية وتعقيد Quindi في è مجتمع una محافظ questione كمجتمع molto, قطاع molto غزة. complessa, soprattutto in una società حتى يكون لنا come la حمام società di Gaza. ربما بحكم أنني مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة Come لا تصدقوا direttore dell'ufficio di Al Jazeera a بذلت Gaza, من جهود non potete ليكون لنا immaginare حمام quanti sforzi ho مصنوع speso من per الصفيح أو من creare القماش un أو bagno ما شابه fatto ذلك. diciamo ونحن con في delle زمن الحرب stoffe o كيف delle سنحصل lamine di على metallo بعض e noi siamo الأدوات ovviamente in tempo لنبني di لنا guerra, come حمام؟ possiamo وأين ottenere سيكون الحمام أصلا؟ del materiale كنا per في costruire un مستشفى tale bagno مثل e مستشفى dove mettere ناصر tale مكتظ bagno. Per بالناس. esempio l'ospedale عشرات Nasser, الآلاف che è من pieno النازحين di داخل هذا persone المستشفى con يواجهون نفس decine, المصير ونفس centinaia التين. di ومع ذلك sfollati نريد che si حماما. trovano lì لأن in الحياة لا ospedale, che تستمر hanno la بدون هذا stessa الحمام في situazione نهاية nostra المطاف. e hanno bisogno anche loro di un لذلك bagno. حاولنا È وحاولنا per questo motivo che وحاولنا. abbiamo cercato, لا جدوى. ci siamo impegnati, استأذنا من الناس ma أن senza يعطونا risultati. جزءاً Abbiamo يسيراً chiesto ad من خيمة alcune هنا persone di وخيمة darci, هنا per esempio, لنبني un pezzo della حماماً stoffa della loro نقضي tenda فيه per poter حاجتنا costruire un بعد الحصول bagno على da الموافقات utilizzare اللازمة dopo من aver إدارة المستشفى. ottenuto الآن جاء دور الصعوبات. i permessi من أين necessari سنأتي dalla direzione dell'ospedale. بمعدات الحمام؟ Ci siamo posti بلاط، حنفية، come facciamo a trovare i sanitari. دربيش تمديدات، C'è la كهرباء، toilette, كل هذه le tubature, ربما استغرقت l'elettricità, منا أوقاتاً l'acqua. Tutto وجهداً questo ha richiesto tanto ظل tempo الأخطار، e tanti sforzi ولكن e comunque ربما eravamo in تضحكون. pericolo. Forse أتينا riderete, ma بصعوبة بالغة con لأحد السباكين grossa difficoltà abbiamo ليصنع لنا trovato هذا un الحمام. idraulico per costruire questo وعاينا bagno أحد e المناهل abbiamo القريبة حتى يتم esaminato وضع المياه uno degli في scarici هذا المنهل vicini للتصريف per المياه الصرف diciamo الصحي. vedere se si può utilizzare وفعلاً come تم scarico per حفر questo bagno. المكان تحت الخطر Abbiamo وتحت القصف scavato il luogo و- sotto i تم bombardamenti, تمديد أحد المواسير abbiamo أو التمديدات وعندما messo وصلنا le tubature إلى e quando هذا siamo المنهل arrivati خمن. allo scarico, وجدنا pensate un أنه po' cosa è successo? مكان Abbiamo scoperto للتليفونات che والاتصالات era وليس للصرف الصحي. una cabina per cavi elettrici وبدأنا الكرة من جديد e non uno scarico. E نبحث abbiamo عن مكان ricominciato, آخر abbiamo للصرف cercato لم un نجد. altro لأنه scarico, non l'abbiamo ببساطة trovato كل perché المستشفى مليء tutto بالناس l'ospedale era وبالنازحين pieno di persone, وبالخيام di ولم sfollati, ma يستطيع anche di أحد أن يترك tende لك مكانا e nessuno حتى تفحر الأرض ci وتحفر poteva, الأرض non c'era posto وتقوم per poter بالتمديدات. scavare e mettere ما le الذي tubature. سنفعله؟ Cosa facciamo? ما الذي Ci سنفعله siamo في ظل chiesti هذا الأمر cosa وبعد fare كل هذه in questa الجهود situazione. E dopo tutti والمخاطرات questi sforzi e dopo aver عدنا إلى القديم حفرنا حفرة امتصاصية في rischiato, الأرض siamo tornati وجاء alle دور origini in إحضار un certo senso. Abbiamo برميل scavato una أو fossa حاوية e abbiamo portato لتحتوي un مياه الصرف barile الصحي من أين؟ per, في o ظل un الحرب contenitore الأماكن per كلها مغلقة abbiamo ومن هو pensato di الذي portare un يستطيع contenitore أن o un يغامر barile بحياته per حتى raccogliere يوفر لك le أحد acque الحاويات reflue والبراميل تضعها في e الأرض ci siamo chiesti da لتكون dove possiamo ottenere questo يعني barile مكانا o questo يحتوي contenitore الصرف per الصحي لاستخدام هذا الحمام contenere لمجموعة من queste الصحفيين من acque هو؟ per
لكن il على أي gruppo حال di giornalisti. استغرق الأمر أيام حتى تمكنا Questa من الحصول operazione على أحد ci sono الحاويات voluti جاء بها giorni, أحد molti giorni, الناس per ottenere الجيران un contenitore che ci è stato أيام قليلة donato أسبوع da uno dei vicini e امتلأت l'abbiamo الحفرة ovviamente وطفت utilizzato المياه e على nel giro di una settimana أخيام era pieno. النازحين E وضاجت ovviamente المستشفى. tutto ما الذي quanto è سنعمله؟ uscito dal بدأ contenitore من جديد e المعاناة. abbiamo ما الذي سنعمله؟ حفرنا حفرة sporcato أخرى le بجوارها. tende degli altri. Cosa possiamo, وهذه delle المرة لم persone, نجد cosa برميلاً أو potevamo حاوية. fare? Abbiamo scavato un'altra وتركناها fossa e questa مكشوفة volta non abbiamo trovato للاستخدام. né non وامتلأت. abbiamo trovato un contenitore وبدأت الكرة. e di وهكذا nuovo ci siamo ritrovati هي المعاناة dinanzi allo حتى stesso يتمكن problema. الصحفي Questa è la sofferenza, قضاء questi sono حاجته i problemi بشروط per في un نهاية المطاف ليست giornalista آدمية، لكنها على أي حال che تشكل ha إنقاذا. bisogno di آثرت أن utilizzare أتحدث il عن bagno. هذه Ho scelto القصة questa فقط storia لتعلموا solo per darvi ما هو un'idea حجم المعاناة التي del livello كنا di نتجرأها sofferenza ونواجهها che abbiamo dovuto حتى تصلكم subire الصور والمعلومات per في زمن الحرب trasmettervi le informazioni e le لأنه في immagini نهاية di المطاف questa guerra, الناس perché alla كل fine الناس بما la في ذلك gente, الصحفيين tutta la gente, يركزون على ماذا؟ giornalisti على الحدث inclusi, الرئيسي على القصف على cercano الدمار di على coprire الشهداء على l'evento الجرحى principale, i لكن bombardamenti, تفاصيل i morti, le vittime, ma i dettagli della vita che sono dal mio punto di vista sono il prezzo più difficile, più grave da pagare in un contesto di guerra, sono i dettagli della vita che tutte le telecamere dei giornalisti non possono coprire neanche in minima parte. Questo è quello che succede a Gaza in tempo di guerra e ovviamente adesso la situazione è molto peggiore. Sono cose che spesso non si vedono perché non sono tangibili come i bombardamenti. Si tratta della dignità della gente, i dettagli della vita della gente, le loro tradizioni, i loro sistemi di vita, la loro umanità. Tutto questo succede ovviamente e le telecamere non possono documentare questo e non possono farlo comunque perché devono documentare l'evento principale al quale è soggetta questa parte dell'umanità. Questa è una storia semplice, piccola, che vi dà un'idea della vita che noi abbiamo vissuto come parte di questa società e come parte di questi esseri umani che che rimanevano attaccati e aggrappati alla vita. Grazie. Vorrei chiedere all'orchestra. Marco, volevo aggiungere solo prego, una cosa. prego, un secondo. Volevo aggiungere solo una cosa. Tra i primi servizi che sono stati fatti, per esempio da Al Jazeera English, sono stati fatti da 2 giornaliste di Al Jazeera, Hind al-Khudari e Yumna al-Sayed. Yumna al-Sayed è al Cairo, credo ancora. Hind al-Khudari è dentro Gaza ed è una delle voci di Al Jazeera dentro Gaza assieme a Hani Mahmoud e agli altri colleghi. Devo dire che sono stati servizi che hanno rotto anche il nostro stereotipo rispetto a quello che pensiamo, non solo dell'informazione, ma delle donne giornaliste. Erano servizi sugli assorbenti igienici per le mestruazioni e sulla impossibilità di vivere da parte delle donne giorni del mese, ogni mese, perché non c'erano più assorbenti. È una cosa a cui noi non pensiamo mai e invece era la notizia e questa notizia è stata trasformata in servizi televisivi. Grazie. Prego.
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa agli alberi bruciati, agli uccelli senza nido, alle case spezzate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade, ai bambini pallidi, prima e dopo la morte, e allo sguardo di ogni madre triste o uccisa. Cosa significa essere al sicuro in tempo di guerra? Significa vergognarsi del tuo sorriso, del tuo calore, dei tuoi vestiti puliti, delle tue ore di noia, del tuo sbadiglio, della tua tazzina di caffè, del tuo sonno tranquillo, dei tuoi cari che sono ancora vivi, della tua sazietà, dell'acqua disponibile, acqua pulita, della possibilità di fare una doccia e del caso che ti ha lasciato ancora in vita. Dio mio, io non voglio essere poeta in tempo di guerra. Stefano Di Bartolomeo è medico anestesista all'ospedale San Daniele, è stato impegnato con la Croce Rossa, con Medici Senza Frontiere in tanti scenari di guerra, in Yemen, Iraq, Ucraina, Sud Sudan, ed è stato a Rafah
Io prima ne parlava Paola Caridi, parlavamo dei giornalisti, ma parliamo di tutte le professionalità e in particolare gli operatori umanitari, i medici, gli infermieri. Che cosa significa essere medici lì in tempo di guerra? Ma intanto vorrei ringraziare gli organizzatori per essere qui e mi sento un po' intimidito di fronte a persone così importanti per la storia di Gaza, ma nello stesso tempo sono contento perché alla fine, per rispondere alla sua domanda, quando viviamo in situazioni così intense, così drammatiche in termini di sofferenza umana, di rischio anche personale, anche se naturalmente insignificante rispetto al rischio che corrono le persone al di fuori, diciamo, del recinto della protezione umanitaria, che ha piuttosto vacillato, che sta vacillando in questa guerra. Comunque, se ci sarà tempo ne parleremo dopo. Dicevo, quando si vivono situazioni dal punto di vista medico, tecnico così estreme, che alla fine sono frustranti perché quello che riusciamo a fare è una goccia nell'oceano di sofferenza e siamo i primi a essere sopraffatti. Ecco, un modo di sopravvivere anche emotivamente è testimoniare. Quindi sono felice questa sera, nel mio piccolo di medico, di poter fare quello che queste persone fanno a un livello molto più alto, e cioè testimoniare, perché diventa un bisogno. Ne sa qualcosa una giornalista del quotidiano locale, Il Messaggero, con cui siamo in contatto per missioni, a cui ho mandato da Gaza dei messaggi di cui mi vergogno e mi colgo l'occasione per scusarmi, per spronare il quotidiano locale a fare un racconto di quello che io vedevo, ma che naturalmente loro non potevano vedere, più fedele, perché lo stacco tra quello che si vede lì, che vediamo lì, e quello che viene raccontato è talmente grande che avere questa valvola di sfogo, di poter parlare come qui stasera, di poter fare delle interviste, partecipare a serate, è fondamentale. Grazie. A questo proposito vorrei invitare tutti a cercare sul sito del New York Times, quindi parliamoci di un quotidiano piuttosto importante, un video girato da un mio collega, un pediatra americano, che per puro caso era a Gaza nello stesso periodo in cui ero io, ad agosto dell'anno scorso, che mostra e dice esattamente questo in una maniera efficacissima. Io purtroppo non ho potuto girare video per ovvie ragioni di sicurezza, lui lo ha fatto, e anche lui sopraffatto, forse lui anche meno abituato, perché sembra di capire che sia un pediatra un po' catapultato, diciamo, dalla realtà americana a non so bene con che organizzazione a Gaza. Dice: ho capito dopo poco che ero lì per non fare medicina, che potevo fare solo testimonianza. Apre un gruppo, blog, qualcosa, e dice che anche il modo di sopravvivere è questo, e mostra delle immagini che vorrei potervi mostrare, ma ripeto, ho cercato, non è facilissimo trovarlo, ma sul sito del New York Times lo trovate, e delle immagini che avrei tanto voluto mostrarvi, perché è tutto quello che bisogna vedere per capire quello che si vede negli ospedali a Gaza, in termini, lui addirittura in un ospedale pediatrico, anche noi avevamo moltissimi bambini, ma vi prego, guardatelo, perché dopo sì, c'è solo il silenzio e la voglia di cercare di fare qualcosa al di là delle parole.
C'è forse una diapositiva dell'ospedale, se qualcuno, così per dare anche un'immagine a quello di cui parliamo. Ecco, vedete, questo è l'ospedale della Croce Rossa sulla spiaggia di Gaza. Vedete, è fatto di tende, quindi questo ha posto enormi problemi anche di sicurezza, eccetera. E non voglio dilungarmi troppo, ma vediamo se dopo avanzerà del tempo. Una cosa vorrei solo aggiungere. Dal nostro punto di vista non c'è niente di più vero di quello che ha detto poco fa. Questa non è una guerra diversa. E è una guerra diversa anche per gli operatori umanitari, perché si era già vista qualche avvisaglia nel penultimo episodio, nel 2021. Io ero già stato a Gaza nel 2021 con la Croce Rossa Internazionale, e eravamo entrati in supporto ai colleghi che sono stati lì durante i bombardamenti. Appena possibile siamo entrati, e anche lì mi avevano detto che tutte, diciamo, le regole su cui si fondava l'aiuto umanitario, anzi quella volta molte, adesso tutte, molte di queste regole non venivano più rispettate. Un esempio su tutte: quando le ambulanze uscivano dopo i bombardamenti israeliani, negli episodi precedenti la Croce Rossa, che aiuta e assiste la Mezzaluna Rossa, che fa il servizio preospedaliero, diciamo, di andare dopo l'esplosione a prendere i feriti e portarli in ospedale, comunicavano l'uscita all'esercito israeliano in modo da loro fossero informati ed avere una copertura di sicurezza. Ecco, già nel 2021 Israele si è rifiutata di accettare queste informazioni, quindi chi usciva a proprio rischio e pericolo per arrivare all'ospedale. Invece questa volta, diciamo, c'è stata un'erosione dei pilastri su cui si regge l'assistenza umanitaria, che sono la legge umanitaria internazionale, molto più consistente. Non spetta a me sottolinearlo, ma dico solo che in questo ospedale che vedete, oppure, ecco, se si può mostrare la diapositiva, quella con i lotti di terreno, per farvi capire, ecco, vedete, l'esercito israeliano distribuiva periodicamente questi avvisi in cui si invitava la popolazione a abbandonare la zona che vedete in rosso e spostarsi nella zona che si vedeva in giallo. Dopodiché loro non si consideravano più responsabili di qualsiasi cosa succedeva. Le persone non lo facevano, ma anche perché era impossibile, perché si è progressivamente ristretta fino a che milioni di persone erano confinate in una zona ridicolmente piccola. Comunque volevo solo farvi vedere che quella zona cerchiata in verde è il lotto, parliamo di lotti piccolini, sarà qualche decina, centinaia di metri per lato. Quel lotto lì che vedete cerchiato, il 2360, è quello dove c'è il nostro ospedale che avete visto nella foto. Quindi dopo che abbiamo visto questa cosa, praticamente al confine con il lotto poteva succedere di tutto, e di fatto poi succedeva bombardamenti, eccetera, cose che poi racconteremo. Ecco, per darvi un'idea di come... Ed era sul mare? Sì. Oppure, visto che siamo in argomento, ecco, faccio vedere, dopo che io sono partito, ripeto, non è che voglio fare calcare la mano sul fatto che gli operatori corrono dei rischi, perché rispetto ai rischi che corrono i cittadini di Gaza sono ancora ridicoli. Però ecco, sorvolo sui proiettili che hanno attraversato, bucato le tende dell'ospedale, proiettili sicuramente di provenienza israeliana perché arrivavano da droni. Ma dopo che sono partito i colleghi mi hanno mandato delle foto di un omicidio. Ci sono un paio di foto di questo, con un drone hanno colpito una macchina su cui c'era qualcuno, ecco vedete, è ucciso qualcuno, ma praticamente in una via laterale dell'ospedale, con decine di persone che erano in attesa nella sala d'aspetto degli outpatients, e forse si vede nella prossima diapositiva, no, ancora un'altra. Si può andare avanti. Ecco,
Qui vedete bene l'ospedale, vedete, li conoscete le tende, quella villa dietro con la bandiera, quella dove vivevamo noi, da cui è stata fatta la prima foto, e vedete il luogo dell'esplosione. Vedete il muro col filo spinato è il muro dell'ospedale. Ecco, quindi scegliere di far correre un rischio così enorme a un ospedale che non è in muratura è chiaramente un altro dei segni che questa è una guerra diversa dal punto di vista di rispetto del diritto umanitario. Grazie per queste immagini e per questo racconto. C'è una persona che doveva essere con noi questa sera, è una cara amica prima di tutto, e abbiamo anche lavorato insieme tante volte, è una giornalista, è un'inviata, Francesca Mannocchi, ha appena vinto il David di Donatello per il suo documentario Lirica Ucraina e l'ha dedicato ai 20.000 bambini morti a Gaza dal palco del premio. Non è potuta essere con noi questa sera, però ci ha mandato l'intervista che fece qualche mese fa, realizzata a Doha, con il reporter, videomaker palestinese dell'UNRWA Al-Jai, e quindi la vediamo. أنا شغال في الأونروا مع الأونروا من 14 سنة، شغال يعني فيلم ميكر، بأصنع أفلام وقصص حياة وقصص لها دخل في الأونروا، في معايا درون وفي معايا كاميرات وفي معايا الأكسسوري تبعتي. كنت دائما يعني عيني ما بتشوف إلا الجمال تبع غزة. اللي هي غزة الحلوة. حتى كنت اخذ انتقاد من الناس انه يعني انت هالقد شايف غزة حلوة، اقول لهم انا مش شايفها الا حلوة. لا عند الحرب يعني بلشت في شهر 10، لا شهر يناير وانا لعند الهدنة ما اخذت ولا صورة واحدة. المعترك لما بلشت التهدئة طلعت من بيتي اتفرج، فلقيت انه الاشي اكبر من اللي احنا بنتخيله واكبر من اللي احنا بنشوفه. طلعت جولات ميدانية بالكاميرا وسيرا على الأقدام، ما كان في مواصلات نهائيا، ما في سيارات نهائيا، سيارتي معايا بس ما في وقود والشوارع مش مهيئة. كنت أطلع لبيت لاهية وأروح مشي، أطلع 7 صباحا أروح العشاء بس مشي، ومعايا كاميرتي ومعايا طيارتي، بس أقدر إنه لا خطر. فلما اطمأنيت انه الجيش طلع من هذه المناطق، والمناطق يعني بين هلالين صارت آمنة والناس بدأت ترجع، بديت أصور. أخذت مشاهد للشيخ رضوان وللنصر، فالناس برا كانت بصدمة مش طبيعية، لأنه كانت لأول مرة بتشوف في منطقة شمال غزة صور الدمار من الأعلى من الدرون. أنا من سكان منطقة اسمها حي الزيتون، هي المنطقة الأقرب لمحور نت سليم. الجيش أمرنا بالإخلاء لمنطقة الشفا، وأنا في الآخر أب زي أي أب بدي أوفر لأولادي يعني أكل. أنا طلعت
رحت أبحث عن أكل، وفي نفس الوقت دائما أنا كمرتي معايا، إنه وارد في أي لحظة أشوف إشي جميل. منطقة الشفا المنطقة الأقرب لمخيم الشاطئ، فلقيت الناس بتنظف في بيوتها، بتحاول تعيش، بتحاول تقعد في المدارس، بتحاول ترجع. هذه كانت في ظروف سيئة جدا في بداية أو في أزمة، في ظل أزمة الحصار تبع الأكل، في اللحظة اللي احنا كنا بنطحن فيها. لكن قديش الحياة كانت صعبة، قديش كان عندي أمل كتير كبير، قديش الشاطئ هذا الجميل والبحر الجميل. نعم إنه المخيم متدمر بس في بحر كتير جميل. فطلعت الدرون لمدة 4 دقائق، وكانت المشاهد تبعتي أنا حاط المخيم في المنطقة اليسار والبحر في المنطقة اليمين، وبحاول أعمل توازن ما بين الجمال وما بين الدمار، وكأني قاعد بأحكي للمشاهد اللي بدي أبعث له الصورة إنه لا اسمع، لسه في هي بحر حلو، لسه في حياة. وخلصت أصور ونزلت الدرون وخلص مروح. 4 دقائق اللي صورتهم. مشيت 200 متر وكان في 2 صيادين لسه قاعد بحاول أمهد معهم لحوار كيف الصيد، كيف البحر، كيف الأسعار، كيف الأشياء هذه. وخلاص بعدين غيبت. في اللحظة هذه عرفت فيما بعد إنه تم استهدافي بطائرة استطلاع. ولما وصلت للمستشفى وصلت بظروف مليانة قهر، ما كان في سيارات إسعاف وما كان في تواصل أو اتصالات عشان حد يقول فيها المصابين. الناس اللي أسعفونا مغيب، كانوا الناس مفكرين مستشهد. ويوم ما صحصحت للدنيا بدأت الانتكاسة الأكبر، هو دخول الجيش لمستشفى الشفا والحصار 15 يوم. فإحنا يوم ما بدينا فالجيش طلعنا منها، ولما طلعنا لأنه باشر عملياته في هذه المباني بلش يقصف فيها. ناس من الأطباء شفتهم هو بنطخ عليهم أنا، ناس من المرضى شفتهم أنا وهو بنطخ عليهم. قدام الجندي كان يدخل يطلع هيك في الوجه، ينقي بشكل عشوائي، تعال أنت أو تعال أنت أو تعال أنت. يطلع معاه دقيقة نسمع صوت طلق، يجي التمريض يجيب هذا المريض هو ميت، شبابيكه مسكرة. فهم كملوا وسكروا الباب علينا، وما في إضاءة ولا كهرباء ولا مي ولا أكل لمدة 7 أيام. ما كنا بنعرف الدنيا نهار أو ليل. بعد 3 أيام هو لحقها. الجيش ما كان بيسمح للدفن في نفس اليوم. قلنا أو إحنا كنا نشوف من الشباك، يحاول التمريض يحطهم يعني وفق الشريعة الإسلامية تبعتنا، يصفهم على اليمين، يحاول يصلي عليهم. فالجيش يطخ على التمريض، ما تعملوا كل هذه التفاصيل اللي انتم بتعملوها وما تحطوا عليهم التراب. يجي البلدوزر يطم فوقيهم ويدعس فوقيهم. أنا بالنسبة إلي رأيي ما زال كما هو. غزة ما زالت غزة الجميلة الحلوة، برغم كل الدمار اللي صار فيها. غزة كلها راحت فعليا، ما ضل. أنا لما طلعت من شمال غزة وصورت كان 70% من مباني غزة رايحة. حاليا يعني إذا في 110 بكون 110، ما ضل بيوت. لكن غزة جميلة، غزة هذه المجاورة للبحر، غزة حلوة. كنت تحبي تسمعيها. متأمل جدا إني أخلص في فترة علاجي سريعا وأرجع على غزة، الأماكن الجميلة اللي في غزة، نصور الفقر اللي في غزة، الفقر السيء، نصور الناس قديش بيحبوا الحياة. جايب لك ريحة البيت. عبد الله كما هو، عبد الله حيكمل مهنته. عبد الله حيضل يصنع قصص جميلة وحيضل يصنع قصص حلوة. جايب لك شالك الأحمر. كنت
كنت أحبك تلبسي شهيد من غزة بس بيشتغلوا في الصحافة. وكلام لقلبي. ايش بيعني لك تكون صحافي من غزة؟ الصحفي من غزة ب3 كلمات: إنك تنقل صورة حقيقية، إنك تقتل. وائل، حقيقة أنا In verità, على أي حال هذا المصور in ogni هو modo, يسكن بجوار questo منزلنا fotografo abita vicino a casa nostra وأعرفه e جيدا. lo conosco bene. هو الآن Adesso يتلقى العلاج في lui العاصمة sta القطرية ricevendo le cure nella ما زال capitale بحاجة إلى qatariota, الكثير من الوقت Doha, حتى يستطيع e ha bisogno ancora di يستعيد parecchio الحد tempo الأدنى per من poter لياقته. recuperare il livello لكن minimo ربما القاسم المشترك diciamo di الذي vita o di وجدته potenziale. عنده Ma forse وعند غالبية il من fattore قابلتهم في comune tra غزة lui e tra la وخارج غزة maggioranza di quelli che ho incontrato a Gaza e fuori Gaza الإرادة è la العزيمة volontà, la استمعت determinazione, إليه رغم كل ما l'animo أصابه. forte. Ho ascoltato a ينتظر lui. على حر من الجمر Nonostante اليوم tutto quello che ha subito, الذي sta aspettando il يتشافى momento من in جراحه cui بالحد الأدنى si sarà بطبيعة الحال ripreso, ovviamente ومن ثم non يعود. completamente, per poi tornare. في هذه الأمسية أدرك In questa أنا serata mi بأنه rendo conto ربما جرعة الحزن che forse la والوجع tristezza التي e il dolore انتقلت إليكم هي che vi جرعة abbiamo كبيرة trasmesso نسبيا بالمقارنة مع è الحياة في بلد parecchio مثل in إيطاليا أو confronto بلد أوروبي. o in paragone alla لكن vita in un paese come l'Italia o in un اسمحوا paese لي europeo in genere, ma permettetemi أن أتحدث في هذه di الأمسية parlare in questa sera عن زوجتي di mia moglie. و يعني أحب E أن vorrei أستأذنكم بأن أتحدث chiedervi il permesso أقف لأتحدث di لأنه parlare لا in أستطيع piedi أن perché non posso في حضرة parlare الشهداء وفي حضرتها in جالسا. presenza delle vittime, dei martiri e di mia moglie seduto. زوجتي آمنة Mia moglie Amina هي امرأة è una donna, كانت امرأة جميلة era una donna bella محبة جدا للحياة che amava molto la vita. واجهت مصاعب شديدة Ha avuto طوال molte حياتها difficoltà حقيقة. كانت in tutta la sua vita, in تؤمن realtà. برسالة Credeva إنسانية تماما كما أؤمن بها. nell'umanità ولذلك في كل الحروب مع proprio الأسف come me. E كانت per questo, تفتقدني sfortunatamente, in tutte le guerre le mancavo لأنه ببساطة أنا tanto, أترك المنزل perché io lasciavo la casa مجرد اندلاع الحرب appena cominciava la guerra. أغادر إلى المكتب إلى الميدان Partivo, وسط andavo الأخطار in ولا ufficio أعود إلا tra بعد i أن pericoli تتوقف الحرب e tornavo بأيام solo باعتباري giorni صحفي dopo la fine della guerra, وباعتباري essendo أيضا un مسؤولا giornalista, بمكتب un قناة corrispondente e un التي responsabile تعتبر أهم dell'ufficio di Al المنطقة Jazeera, العربية. che è la più importante teletrasmittente كانت تخشى nella zona كثيرا araba. Aveva أن تفقدني molta ولذلك paura di perdermi. تمكنت ربما È per questo che forse è riuscita, قبل استشهادها prima بيومين أو di ثلاثة لا morire, أذكر 2 o 3 giorni prima di الاتصال. morire, ha potuto فاستطعت chiamarmi. أن أرد عليها Ho بعد potuto أن أنهيت risponderle مقابلة dopo على الهواء aver مباشرة. terminato una intervista dal vivo. وجدت بأنها ربما للمرة الأولى E ho sentito che forse في per la حالة prima volta era في حالة بكاء شديدة molto commossa, وقالت piangeva forte e ha detto: قالت يا وائل Wael, تعال إلينا torna da نريد noi, أن نموت معا. vogliamo morire insieme. هي ربما لا تخشى الموت Forse lei non ha تخشى paura della أن morte,
ma ha paura che io muoia per via del pericolo del mio lavoro e di rimanere per il resto della vita in dolore per me. Potete immaginare una persona come me che non l'ha vista dall'inizio della guerra e certamente non può andare da lei. E dopo 1 o 2 giorni, cioè lì non potevo andare da lei dopo quella telefonata, e dopo 2 giorni la casa dove si trovava lì lei e la famiglia è stata bombardata ed è successo il disastro. E sfortunatamente non ho potuto andare da lei, ma quando sono andato per salutare, per dare lo sguardo di addio, la difficoltà e il dolore maggiore erano che anch'io non ho potuto guardare la sua faccia o il suo corpo, perché semplicemente era a pezzi ed era stata avvolta con una stoffa, e non ho potuto darle l'ultimo sguardo, perché questo sguardo avrebbe potuto alleviare in qualche modo il mio dolore, perché avrei in questo caso sarei tornato a casa per vederla e per salutarla, ma anche in quel giorno non ho potuto guardarla e ho solo potuto toccare i suoi resti, ovviamente attraverso questa stoffa, e ovviamente ho parlato con lei con parole che rimarranno tra me e me. Questo è quello che succede con noi come giornalisti. Quel giorno era un giorno difficile, scioccante. Non so come potete sentire quello che ho sentito, ma era veramente un giorno fuori dal comune, e ogni giorno queste sfide fuori dal comune hanno bisogno di essere affrontate in maniera particolare fuori dal comune, e tutte le persone si aspettano che ne siamo all'altezza, ma questo è oltre le nostre capacità come esseri umani, e comunque dobbiamo restare fermi e saldi. Quel giorno la domanda grande era: cosa farò ora? La moglie che svolgeva il ruolo della madre e del padre e dello psicologo, dell'aiutante, tutti i ruoli lei svolgeva, perché io ero assente da casa. Questa donna è andata via e abbiamo perso anche una grande parte della famiglia. Gli altri sono o morti o feriti nei corridoi dell'ospedale, e dovevo rispondere alla domanda principale: cosa farai ora? Rimarrai con le tue figlie ferite e darai loro aiuto psicologico e materiale, oppure risponderai alla chiamata del dovere e continuerai il tuo lavoro? Forse per dare quello che si aspetta da te, la gente che si aspetta molto più di quello che si aspetta da un essere umano. E in realtà ho pensato parecchio in quella giornata triste, ma non ho esitato molto e ho scelto di continuare a lavorare. Quel giorno mi ricordo che sono andato dalle mie figlie in ospedale dopo aver seppellito la
moglie, il figlio, la figlia e il nipote e i figli dei miei fratelli, 13-14 persone abbiamo seppellito in gruppo, in un'unica fossa, in una fossa comune che abbiamo trovato con molta difficoltà. Subito dopo aver finito questo, ho detto alle mie figlie ferite, ho deciso che continuerò a lavorare. Verrete con me? Oppure rimarrete in ospedale per cure? E la risposta scioccante per me, senza esitare, anche loro non hanno esitato e mi hanno risposto: veniamo con te, o moriamo tutti quanti o viviamo tutti quanti. E questo forse mi ha dato una carica di forza aggiuntiva che mi ha permesso di stare davanti alla telecamera e al microfono e continuare a lavorare senza stregua, senza esitazione, senza neanche fermarmi a pensare a quanto è successo, perché con tutta semplicità, se avessi evitato un minimo, se avessi esitato un minimo, se avessi pensato un minimo, certamente mi sarei fermato, mi sarei almeno messo a pensare a quello che è successo, a quanto è successo, e questo sarebbe stato il disastro per il messaggio che devo portare avanti e la missione che devo portare avanti. Quel giorno ho sentito che ero dinanzi ad una sfida che era la più difficile della mia vita a livello professionale e umano. E questa sfida che mi è stata imposta dall'esercito israeliano aveva questo intento molto chiaro. Potevo sedermi per curare le mie figlie ferite o quello che è rimasto di loro, quelle che sono rimaste. E questo è logico ed è umano, ma dovevo comunque essere all'altezza della sfida israeliana e comportarmi in maniera professionale. Quel giorno mi ricordo che persino la direzione di Al Jazeera, quando ho chiesto loro di tornare al lavoro, erano scioccati. Erano sorpresi, si sono chiesti: cosa sta dicendo? Siediti, calmati, riposati un po', prenditi cura delle tue figlie. Ma quel giorno ero deciso e veramente ero determinato a tornare al lavoro, alla telecamera per non sembrare sconfitto dinanzi ai miei dolori e alle mie tristezze. E questo probabilmente ha costituito un esempio senza precedenti nel mondo del giornalismo, e credo che si tratti di una forza che Dio mi ha donato, ma devo essere sincero. E la lealtà verso la moglie e i figli, che hanno pagato un prezzo molto alto per permettere a me di svolgere la mia missione, non posso dichiararmi sconfitto e sparire e rinunciare alla missione, considerando che loro hanno pagato con la loro vita, e non posso non fare il mio dovere, e questo mi ha dato una carica aggiuntiva e una determinazione a continuare, nonostante che il dolore fosse enorme. Grazie.
Well, io ti ringrazio per quello che hai detto e ti vorrei fare un'altra domanda, perché è il nostro lavoro fare le domande e ti vorrei chiedere di fare tu però una domanda. Sei partito dicendo forse voi vi arriva questa sera questo carico di dolore, di sofferenza all'Italia, ma io voglio chiedere di fare tu una domanda all'Italia, all'Europa tramite questa sera. Che cosa vuoi chiedere? وأقول للإنسانية Vorrei جمعاء dire all'umanità intera, أقول لأوروبا dico all'Europa, أقول dico لإيطاليا all'Italia, لكل إنسان حقيقة ad ogni essere لأنه umano, في نهاية المطاف perché alla fine, نحن بشر vedete, noi siamo esseri umani come noi, come voi esattamente, e condividiamo tutto, condividiamo l'umanità, i valori, le libertà, ونتطلع إلى هذه القيم وإلى هذه noi الحريات guardiamo a questi valori, queste libertà. Abbiamo sognato tanto di goderci والعيش في ظلها di queste libertà, di questi diritti, هذا لا يتسنى لنا ولا ma يمكن لنا في ظل non الاحتلال abbiamo avuto الإسرائيلي لا questo e يمكن non è stato possibile ولذلك sotto أنا l'occupazione israeliana, è بأنه impossibile. ما الذي يعني كيف Dunque io تنظرون dico, come إلى ما يجري come في guardate a quello che sta حقاً accadendo a Gaza? يصلكم Veramente vi arriva كنت questa دائماً sofferenza? أتساءل Io questa è una وأنا domanda أصارحكم che mi sono sempre بشدة posto إنه ليس e dico فقط molto أنا francamente, ولكن non solo io, كل الصحفيين tutti i أكثر من giornalisti, ذلك صدقوني حتى credetemi, الأطفال anche i الذين bambini, كانوا يأتون i إلينا bambini che ونراهم venivano da يوميا noi, vedevamo tutti i giorni, ونذهب لتوثيق معاناتهم andavano a من documentare يتعرض la إلى loro القصف sofferenza. ومن ينجو من القصف ومن هم Loro على sono سرير un المستشفى target, quelli ومن che هم في sono الخيمة in ومن هم ospedale, في vivono nelle طوابير tende, النزوح على دورات nelle المياه أو code على davanti ai الحصول من أجل bagni الحصول o per على avere كوبون qualcosa أو مساعدة da أو وجبة mangiare, un ساخنة aiuto, un صدقوني pasto caldo. أنهم لا Credetemi, يفهمون هذا questi السكون non capiscono وهذا الموت questo silenzio, وهذا questa morte. الصمت الذي فيه لأنه لماذا؟ لسبب بسيط Perché? Per ليس un motivo فقط molto لأنهم semplice. كانوا يتوقعوا من بشر مثلهم Perché أن loro يهبوا aspettavano لنجدتهم per على esseri الأقل umani come loro di صافيا aiutarli لم o almeno يستطيعوا di نجدتهم garantire un po' di giustizia per لكن loro, se non potevano veramente aiutarli. لأنهم بالفعل يعني Perché loro لم يفهموا non لماذا يعني non لماذا هم capivano, non hanno capito تركوا لوحدهم perché si sono lasciati così da كانت soli. أوروبا In passato c'era l'Europa, l'Europa era un mondo civilizzato, un mondo che ha promosso tanti valori, tanti principi belli che veramente uno deve sacrificare per diffondere questi principi e questi valori nel mondo. Quando moriva una persona, cadeva una vittima, c'è un dramma in qualsiasi parte della terra, la gente si alzava, i politici ne parlavano, prendevano alcune posizioni. Oggi è un popolo, purtroppo, un popolo intero che viene sterminato alla luce del giorno. E purtroppo questo accade live, in diretta, e non è di nascosto. Tutte le persone che vogliono fare qualcosa, vedere questo, possono vedere con tutti i dettagli. Nonostante tutto, non hanno fatto nulla. Alcuni paesi, alcuni popoli hanno preso delle posizioni opposte. Al contrario, sono schierati. E questo è veramente incomprensibile per noi. È veramente uno shock per noi, è un orrore per noi. Che noi come popolo, come giornalisti, vogliamo che questo mondo ci stia accanto. L'orrore vero riguarda l'umanità che non fa nulla. Dove è andata questa umanità? Cosa è successo a questa umanità? Perché la gente non fa nulla? Ognuno è come noi nell'umanità, e credetemi, noi come giornalisti
e questo è comune per tutti, noi abbiamo sempre sentito un'amarezza dentro, un dolore dentro, e che questo silenzio ci uccideva esattamente come ci uccidevano i missili israeliani. Paola. Vorrei parlare del mare di Gaza, perché me l'ha insegnato Safwat. Una delle volte in cui sono andata a Gaza era quello che diceva il vostro collega, che il vicino di casa di Wael nel quartiere di Zaytun a Gaza City. E il mare è l'orizzonte a cui nessuna persona di Gaza rinuncia, perché è lo sguardo verso la libertà, e non credo che sia possibile per i gazawi rinunciare al mare. Eppure anche quel mare è una frontiera, quel mare è un limite negato perché viene pattugliato dalle navi militari israeliane. Eppure nonostante questo, credo che per ogni persona di Gaza il mare sia la bellezza di Gaza, sia la spiaggia in cui si va e condividere il dolore, sì. E mi hanno insegnato molto in questo, perché non l'avevo capito, perché quando si entrava a Gaza come giornalisti eravamo molto stupidi. La prima cosa che ci faceva paura era questo portone di acciaio dietro, che si chiudeva dentro le spalle. Poi andavamo a trovare le persone che volevamo intervistare, aiutati appunto dai giornalisti palestinesi di Gaza, che allora erano ritenuti credibili perché erano al nostro servizio di giornalisti occidentali, e quindi noi firmavamo i pezzi, nel mio caso anche ricerche, libri, ma eravamo sempre noi che firmavamo, e loro che ci aiutavano in una posizione subalterna al servizio. Sono stati presi di mira perché in questo anno e mezzo, perché hanno preso la loro storia e l'hanno raccontata firmandola, non l'abbiamo firmata noi. E però eravamo molto stupidi perché entravamo a Gaza e avevamo la voglia di scappare da Gaza, perché ci sentivamo chiusi in una prigione. Quando si chiudeva il portoncino alle spalle entravamo e in fondo non vedevamo l'ora di uscire da Gaza. È il portoncino del carcere. E quando si chiudeva alle spalle, c'avevi la torretta con i soldati israeliani che sparavano sui campi di prezzemolo, lì vicino, volevi solamente scappare via. E poi prendevi un po' di forza e cominciavi a camminare, e facevi questo chilometro che ti portava dentro Gaza. Ora non esiste più, già allora non esisteva più, c'erano le macerie di Betanul. E poi ci rimanevi il tempo che ci dovevi rimanere e non vedevi l'ora e stavi lì che guardavi l'orologio per poter andare via da Gaza, perché a te era consentito di uscire da Gaza e non a loro. E quando io guardavo l'orologio e facevamo le interviste, io la vedevo la faccia delle persone che mi consideravano come una fuori dal mondo, fuori dal loro mondo, cioè ha paura di non poter uscire da Gaza, perché per uscire da Gaza bisognava rispettare l'orario di apertura e chiusura del valico, e io guardavo l'orologio per essere in tempo a uscire da Gaza. Io non dimenticherò mai lo sguardo che si posava su di me, come dire, poveretta. Sì, ma nello stesso tempo pensavano, ma che problema ha a dover uscire di corsa da Gaza? Può uscire domani, dopodomani. Perché ha così paura di rimanere a Gaza? Ecco,
Io ho avuto un grande onore e un privilegio, che è quello di vedere Gaza prima e di vedere quel mare. Mi ricordo ancora le passeggiate a Shati, a guardare il mare di Shati e a guardare verso Jaffa da Shati, la Jaffa da cui nel 1948 furono cacciati i palestinesi e si diressero verso due direzioni, da un porto, dal più grande porto del Mediterraneo orientale, verso nord, verso Beirut, oppure verso sud, verso un altro porto, Gaza. E il racconto di molti ragazzi mi rimarrà sempre impresso. Ma da dove vieni? Da Jaffa. Ma tu Jaffa non l'hai mai vista? Ma io sono di Jaffa. Ma non ci potrai mai tornare? 1 anno, 10, 1000. C'è un tempo storico per gli arabi, non solo per i palestinesi, che noi non riusciamo a comprendere. Noi pensiamo alla nostra vita che dura quegli anni. Non pensiamo che esiste un tempo storico, che in fondo è anche un tempo comunitario, un tempo collettivo. Queste sono le lezioni che ho imparato a Gaza. Che altro posso dire? Lo sai che Gaza la chiamano la più grande prigione a cielo aperto, sì. Questo prima della guerra. Adesso lo chiamano il cimitero più grande nel mondo a cielo aperto. Quando gli stranieri entravano a Gaza, li invidiano i gazawi perché è un proprio prigione, carcere, c'è un cancello e non si può neanche uscire dal cancello. Forse voi come da stranieri, anche diplomatici, non tutti, potevano entrare in questo carcere per controllare i prigionieri gazawi e poi uscire. Quel cancello me lo ricordo bene perché ogni tanto io da giornalista potevo anche uscire. È molto spaventoso, è una fubbia. Quel cancello automatico, quel porticione, sì, molto grosso così, spaventoso, poi dietro ci sono quelli con il fucile, l'esercito, soldati israeliani. Quindi una volta che tu esci fuori Gaza, per voi era una cosa normale, per noi è come il gusto della libertà. E poi nel mio paese, perché come ti diceva quel signore che ti diceva che lui di origine di Jaffa, che mai visto Jaffa, ma anche io mai visto il mio villaggio, i miei figli che sono quasi bambini, anche mai visto il mio Jaffa, che è un altro paese. Però lo stesso dicono che siamo di Jaffa, ognuno ha la sua Jaffa. Forse ci sono anche le cose strane, che io sono stato dei pochi fortunati che sono riuscito a uscire da Gaza sotto il fuoco con la mia famiglia. Io ho 7 figli, il più piccolo 12, la più grande 24. Per loro prendere il treno e venire qua nel Veneto era una cosa strana. Non dobbiamo avere un permesso, non dobbiamo superare i posti di blocco. No, e qua non c'è. E perché non lo viviamo noi? Non lo potevamo vivere? Perché non potevamo praticare la libertà? Anzi, paghiamo un prezzo altissimo e lo stesso non lo possiamo praticare. Questa è una cosa che ha scioccato i figli, soprattutto i bambini, quelli che non riescono a capire il perché. Forse gli adulti lo capiscono, i miei figli, però i piccoli, i bambini non lo capiscono. Perché a Gaza non potevamo uscire e qua basta prendere il treno, fare il biglietto e viaggiare. Queste sono delle cose strane che per voi una cosa normale, viaggiare, praticare la libertà, ma per noi è un sogno per cui paghiamo
un prezzo altissimo. Stefano, vuoi dire qualcosa rapidamente? Sì, una cosa velocissima, anche se è un po' uscire dal mio terreno, e chiedo scusa ai colleghi giornalisti, però credo sia dovuto in presenza di questi giornalisti che hanno pagato di persona in termini così atroci, dire semplicemente il video che vi raccontavo prima, dopo averlo visto mi sono chiesto ma perché in Italia non si vede niente del genere? Non l'ho visto mai al telegiornale, ma anche a programmi diciamo più schierati, qualcosa del genere che è sul sito del New York Times. Dentro di me me lo sono chiesto, confesso, però cioè, le dietrologie non mi piacciono e quindi è rimasta una domanda così. In questi giorni, cercando un po' di prepararmi per questa serata, mi sono imbattuto in un libro di un giornalista italiano, un giornalista del Venerdì di Repubblica, si chiama Raffaele Oriani. Ecco. E vorrei citarlo, avevo chiesto a voi di farlo, però ecco, in presenza di giornalisti così pesantemente coinvolti, ecco, questo giornalista si è dimesso da uno dei principali quotidiani italiani per come Gaza viene rappresentata sui media italiani in una maniera non... ecco. Scusate l'incursione fuori campo, non è il mio mestiere, ma di fronte a delle persone così, forse un minimo ecco, di autocritica per come noi la stiamo raccontando, la volevo fare. Grazie. Non è un'invasione di campo perché esistono i lettori. Come? E questo giornalista ha scritto un libro che vi invito a leggere perché in maniera molto fattuale mostra come il racconto viene distorto, davvero interessante, specie per un lettore. Io non la considero un'incursione di campo, perché anzi esistono i giornalisti, esistono i telespettatori, esistono i lettori, cioè siamo sottoposti al giudizio di chi ci legge e di chi ci guarda e credo che sia anzi un esercizio necessario che forse è stato fatto poco, tanto perché hai citato la giornata del 9 maggio, e cioè la giornata dell'Europa che è un piccolo gruppo di 7 persone ha proposto di dedicare a Gaza perché l'Europa muore a Gaza con l'hashtag ultimo giorno di Gaza, un hashtag, uno slogan forte. Beh, è successo qualcosa, si è rotto il silenzio, quel silenzio di cui parlava Weil si è rotto. Ieri era il 9 maggio e noi 7 siamo stati travolti da quello che è successo nel web ed è successo per le strade. Continuano ad arrivarci foto di piccole manifestazioni a Battipaglia, a Mazara del Vallo, a Viareggio invece molto grande, maratone letterarie a Milano, presidi da Bra veramente al sud dell'Italia. Perché è successo? Ma in fondo per quello che diceva Stefano, cioè questo silenzio, queste immagini che non sono state mostrate e che invece è facilissimo trovare sui social perché arrivano da Gaza, dai giornalisti palestinesi di Gaza e anche dai cittadini che non sono giornalisti o dai cittadini che sono diventati giornalisti quando qualche altro giornalista è stato ucciso e c'era bisogno di avere altre persone che lo facessero. Sono diventati giornalisti ragazzi di 19, 20, 21, 24 anni, sono già stati uccisi. Parlo di persone che sono già state uccise in questi ultimi mesi. Perché? Ce lo siamo chiesto in queste ore. Perché le persone attraverso questo ultimo giorno di Gaza hanno deciso di
di fare qualcosa e non di qualcosa che abbiamo detto noi. Noi abbiamo detto non c'è regia, non c'è palcoscenico, non ci sono indicazioni. Riacquistate la libertà di dire, di fare, di parlare di Gaza. Ma io credo perché da una parte è stato appunto l'inadeguatezza, non conosco Gaza, non so cosa dire di Gaza. E poi secondo me è scattata un'altra cosa, poteva essere Gaza o qualsiasi altro luogo del mondo. Ci sono delle cose che hanno a che fare, come diceva Wael, con l'umanità. E non è che Wael è diverso da me, è diverso da voi. Allora, quando si comprende, è chiaro istintivamente che questa cosa è enorme, che questa cosa è insopportabile. Cito Papa Francesco nel giorno di Pasqua, ve lo ricordate il termine che ha detto? Ignobile. Allora l'unica cosa che si può fare è dire, perché perlomeno per la mia generazione è un test, è un banco di prova. Siamo stati educati su libri che ci hanno detto mai più per nessuno. Cosa facciamo quando invece l'ipotesi, il fatto, la realtà di un genocidio ci arriva in faccia? Come rispondiamo? Che cosa ci hanno insegnato quei libri, quei maestri? Io credo che le persone abbiano reagito per questo. Non ci immaginavamo che le persone avrebbero reagito in misura così ampia, diffusa, però in fondo le persone, sto parlando delle persone, non dei governi, le persone con questo sussurro che è diventato più alto, che è diventato una voce, difendono la dignità di tutti noi e dovrebbero spingere i governi a rompere questo silenzio e a finalmente fare, perché è possibile fare. Qua adesso parla l'esperta di relazioni internazionali, è possibile fare, ci sono dei mezzi che sono a disposizione di tutti i governi per fare, non solo sulla questione umanitaria, perché la questione umanitaria è questione eminentemente politica. Gli strumenti che ci sono quelli del diritto internazionale, sono quelli della giustizia internazionale, ci sono mandati di cattura che sono stati emessi, ci sono delle regole che sono state rotte. Queste regole vanno rimesse insieme come i vasi di ceramica, di porcellana che si rompono, vanno rimesse insieme perché altrimenti non è solamente Gaza che muore, ma noi stiamo morendo a Gaza perché quelle regole violate a Gaza già oggi saranno violate da noi. Umano è rispettare la scelta altrui, umano ascolta senza giudicare, umano grida il nome di chi non ha voce e pace, umano guarda in uno spazio senza, umano accoglie vite e non colori, che il mondo è appeso
su una tela sola. Umano, hai il diritto di scappare per respirare. Umano, guarda in uno spazio senza, e lui vede vite umane, no minacce, vede occhi di terrore, ossa spoglie per la fame. Umano, 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 Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, comprare un pezzo di stoffa e qualche filo. Fallo bianco con una lunga coda, così che da qualche parte un bambino a Gaza, fissando il cielo negli occhi, aspettando suo padre partito fra le fiamme, senza dire addio a nessuno, neanche alla sua carne, neanche a se stesso, veda l'aquilone, il mio aquilone, che hai fatto tu volare alto, e pensi per un momento che lassù ci sia un angelo che riporta l'amore. Se devo morire, che porti speranza, che sia una storia. Che cos'è una vita senza identità? Una O al posto di una A, va bene, non importa quanto costa la libertà. Che cos'è una vita senza sguardi? Parole, aria, mi manca l'aria, mi manca casa. Che cos'è una strada? Correre, strisciare, nuotare, scappare, scalzi, scarpe rubate, vendute per un minuto, ancora un passo più in là. Cosa credevi che fosse la libertà? Credevi che fosse regalata? Togli le scarpe, saprai che cos'è la libertà. Butta le chiavi di casa, saprai che cos'è la libertà. Vendi la tua anima, vendi la tua carne, saprai che cos'è la libertà. Togli il nome, cancellalo da ogni fonte esistente. Credevi che la tua faccia avesse tanta importanza? Che cos'è una dichiarazione se viene solo detta? Che cos'è una legge mentre sto affondando? Che cos'è la vita mentre sparisco in un foglio bianco? Di chi arriva, donano un sole a un mare di illusione. Umano tende il cuore in mare quando culla un fiore. Umano e chi non resta a guardare. Marco, la poesia che avete ascoltato, Se devo morire,
Era stata scritta da Refat Halarir. Peraltro l'avevamo scelta ieri, la giornata di ieri era cominciata proprio con quel video collage con la poesia di Refat Halarir. È stato ucciso nella notte fra il 6 e il 7 dicembre del 2023, 2 mesi dopo l'inizio della guerra su Gaza. Era un studioso di letteratura inglese che aveva educato e istruito generazioni lui molto giovane, di studenti universitari palestinesi di Gaza. Ogni tanto era riuscito ad andare fuori. Viene considerato forse il poeta più significativo non solo di questi ultimi anni, perché l'antologia che lui curò con i testi di giovanissimi scrittori e scrittrici palestinesi di Gaza è del 2014, di oltre 10 anni fa. Quindi aveva già una storia di insegnamento, di scrittura, e questa poesia l'aveva scritta credo pochi giorni prima, e mette insieme tanti di quei simboli palestinesi come l'aquilone, come il rapporto fra padre e figlio, come la storia, Ikeia, raccontare la storia, raccontare le storie. E in poche righe, in pochi versi, secondo me dice sia della guerra, ma sia anche della storia palestinese. E quella poesia l'abbiamo sentita adesso, appunto dice che la mia fine sia un racconto. Siamo quasi alla fine di questa serata, qui sul palco e anche di fronte a questo teatro bellissimo, affollato in ogni ordine, come si dice. Ci siamo indignati, abbiamo pensato, abbiamo pianto, abbiamo preso l'impegno, soprattutto chi fa il nostro mestiere, di rompere quel silenzio, di continuare a farlo, di farlo ancora più forte. Io prima di invitare Angela Terzani sul palco, però vorrei chiedere un'ultima cosa a Wael, che è una domanda che c'è stata anche nell'intervista di Francesca che abbiamo visto, in questo equilibrio tra bellezza e distruzione, che oggi finisce sulla distruzione, ma noi dobbiamo continuare a credere che sia possibile la bellezza. Che cosa resta di Gaza? È rimasto molto di Gaza, perlomeno è rimasta la persona, l'essere umano. È rimasta la volontà dell'essere umano, la dignità dell'essere umano. È rimasta la volontà alla vita che lotta contro la morte in ogni angolo e in ogni secondo e in ogni strada. È rimasta la volontà di mantenere la storia, di conservare la storia, la geografia, la speranza. È rimasta la volontà di conservare l'umanità della persona, degli esseri umani. Questa persona di Gaza che si sente lasciato solo in questo genocidio e che si sente come un sacrificio per tutta l'umanità. E si sacrifica e paga un prezzo molto alto e continuo. Per il secondo anno ci stiamo avvicinando alla fine del secondo anno di questo massacro e possiamo darvi molti numeri, circa 55.000 morti, più di 20.000 bambini, più di 15.000 donne, migliaia di vecchi,
persone con bisogni speciali e zone intere che vengono rase al suolo, ma questi sono solo numeri. Per me le cose che noi sentiamo al nostro interno è la cosa più importante. La persona si può ricostruire e la gente di Gaza ha dimostrato attraverso le guerre passate che è capace di rialzarsi, di ricostruire, di rinnovare la vita. Anche alla luce di questa guerra, forse alcuni di voi hanno visto delle foto che noi abbiamo trasmesso, noi le vivevamo. Le case vengono distrutte, le cose vengono distrutte, ma durante il cessate il fuoco la gente è tornata nelle case, in quello che è rimasto delle case, ha pulito un po', ha messo una stoffa e ha dormito per terra. Questo dimostra la voglia di vivere e la voglia di creare e ricostruire la vita. È per questo che dico, rimane l'essere umano e rimane la dignità dell'essere umano, e questa è la cosa più preziosa che un popolo può possedere in tutta la terra. E dico che questa cosa è estremamente preziosa, deve essere mantenuta da tutta l'umanità e deve essere difesa da tutta l'umanità, perché questa esprime quello che sente ognuno di noi e quello che sentono tutti i popoli del mondo. Per cui noi, quando alziamo la nostra voce e rompiamo il silenzio in vostra compagnia, nei vostri grembi, con il vostro aiuto, diciamo, è necessario alzare la voce, è necessario prendere posizione, perché alla fine noi siamo partner nell'umanità e un essere umano deve stare accanto al suo fratello quanto possibile. Per cui dico, bisogna fermare questa guerra di genocidio per non svegliarci un giorno, se continua questa tragedia, e troviamo che il popolo di Gaza è sparito e troviamo un posto così bello come Gaza sparito. Un posto così bello per le sue caratteristiche, per la sua storia, per le sue possibilità, per la sua determinazione, per la sua volontà e per la sua sofferenza che dura da decenni, e la sua varietà. La nostra collega ha parlato della diversità delle chiese, delle moschee, e noi siamo fieri a Gaza di questo. Abbiamo la seconda chiesa più antica al mondo che è stata bombardata, e grosse parti di essa sono state distrutte, e decine di cristiani che erano dentro sono morti, e i musulmani hanno corso in aiuto dei loro vicini cristiani. Questa è la Gaza di cui noi siamo fieri e dobbiamo difenderla per paura di perderla un giorno, perché non è, questo lo dico non perché io appartengo a Gaza, ma perché Gaza appartiene all'umanità. Invito Angela Terzani a venire. Buonasera.
La cosa strana è che dopo tutte queste parole incredibili abbiamo sentite tutte, io mi sento veramente sollevata. Mi sento sollevata di mesi, di anni di silenzio, cominciati veramente col Covid. Nessuno ha cominciato a parlare, ha capito perché, e continuati e peggiorati, continuati attraverso questi ultimi 2 anni della guerra a Gaza. Ma ci sentivamo male, credo, soli e incapaci di comunicare, facendo un silenzio che non è naturale. Noi non siamo fatti per il silenzio, siamo fatti per parlare, per comunicare, per parlarci insieme. E stasera ho avuto l'impressione che è successo la cosa strana, che attraverso di voi e attraverso più di 1000 più persone, e voi 5 abbiamo parlato, ci siamo parlati tutti e ci siamo capiti. E la cosa bellissima è quello che è stato detto: bisogna parlare, non bisogna fare silenzio, perché ci nascono tanti malintesi e temo che il nostro silenzio sia nato dalla paura. E chi ci ha messo questa paura? E perché ci ha messo questa paura? Questo è sbagliato, perché se uno mette paura, impedisce agli altri di avere coraggio, di agire col cuore e di agire con i sentimenti. La paura non va messa e dobbiamo, noi che abbiamo queste bellissime costituzioni, le quali garantiscono il diritto di parlare, di pensare, di comunicare, di obiettare. Nessuna Costituzione ha mai vietato di obiettare. Noi dobbiamo ritornare a proteggerle. Tiziano diceva: se abbiamo una Costituzione ma non la esercitiamo, non l'abbiamo più. E io ho avuto questa impressione che ce la siamo giocando. Grazie. Grazie. Adesso vi leggo la motivazione della giuria, che quest'anno è stata diversa. Abbiamo parlato non di un autore, non di un libro, abbiamo parlato di una guerra e di noi stessi. E abbiamo capito che quest'anno si doveva cominciare a parlare. Allora vi leggo da parte di tutta la giuria, da parte della Presidenza, Paola Colombo, Franca Rigoni, Esther, tutti siamo stati dietro a questa necessità di parlare. Questo è un tempo eccezionale ed è con una decisione eccezionale che la giuria del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani rinuncia a premiare quest'anno un'opera letteraria per affermare invece con forza la necessità di dedicare il premio alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti palestinesi uccisi a Gaza a partire dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco terroristico di Hamas. Oltre 200 sono i giornalisti, i fotoreporter e gli operatori della comunicazione che hanno scontato con la loro vita e spesso anche con quella dei loro cari l'impegno di testimoniare i fatti dall'interno e impedire una narrazione unilaterale e controllata. Divenuti bersaglio dell'esercito di Israele, nemmeno il giubbotto antiproiettile, nemmeno il casco con la scritta Press ha potuto proteggerli in flagrante violazione del diritto umanitario e della libertà di stampa. Mai nella storia il tributo pagato dal giornalismo è stato così pesante. Erano tutti giornalisti palestinesi,
Da subito la stampa internazionale è stata deliberatamente tenuta fuori dalla striscia. E così ciò che sappiamo, ciò che da Gaza esce, lo si deve al loro coraggio. Senza la loro testimonianza e la loro denuncia, oggi non avremo chiare le proporzioni della tragedia di una popolazione ridotta allo stremo da mesi e mesi di bombardamenti indiscriminati e dal blocco degli aiuti umanitari in una guerra di sterminio e distruzione. Tiziano Terzani, mio marito, cui questo premio è intitolato, era un giornalista, un corrispondente di guerra sempre in prima linea della copertura dei conflitti, ed era profondamente convinto che si dovesse ascoltare sempre le ragioni degli altri, contro il rischio di scivolare nella barbarie dell'intolleranza e del fanatismo, e attribuiva al giornalismo questa precisa responsabilità. Oggi a Gaza il giornalismo muore. La giuria del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani sente l'urgenza di lanciare un allarme e con decisione unanime rende onore al sacrificio di chi è stato messo a tacere e non può più raccontare l'altra parte della storia, conferendo il Premio Terzani 2025 alla memoria, ai giornalisti e alle giornaliste di Gaza. vicino ai due giornalisti. Grazie tante. Grazie per questi sentimenti, grazie per questa accoglienza, per gli applausi. Grazie per il premio, grazie ad ognuno di voi. Perché questo premio non lo considero un premio per me, per il mio collega, ma è un premio per ognuno dei colleghi giornalisti che oggi, fino al giorno di oggi, sono dentro a questo inferno e lavorano giorno e notte
notte per alzare la voce, per far sentire la voce, per fare il loro dovere. Questo premio è una cosa simbolica, infine, ma io considero questo simbolo, questo premio simbolico, è un riconoscimento da parte del mondo intero, riconoscimento dell'importanza del ruolo che abbiamo svolto e che lo svolgiamo oggi come giornalisti nell'ambito umano e per far arrivare anche le notizie e nei media, e dell'importanza del prezzo che paghiamo e lo sforzo profuso, i sacrifici che abbiamo dato davanti a tutta l'umanità per far sì che possa conoscere quello che sta accadendo in questo territorio che qualcuno ha voluto isolarlo dal mondo intero, e di fare quello che è stato pianificato in silenzio e lontano da testimoni oculari. Questo premio, come decine di premi che abbiamo ricevuto, riconoscimenti, ebbene, sono un riconoscimento ai nostri colleghi martiri di Al Jazeera, ma anche di altri giornalisti. Per la mia famiglia martire, la mia famiglia ferita, per tutti i colleghi, tutti i detenuti che sono fino al giorno di oggi dentro le carceri dell'occupazione israeliana. Dunque posso dire che il giornalismo a Gaza, vi rassicuro, non sta morendo, ma lotta contro la morte e sicuramente vincerà contro la morte. Sono state 2 ore intense. Grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera, grazie ai nostri ospiti. Chiederei magari la cortesia ad Angela di fare una fotografia insieme con le targhe dei premi per i fotografi che aspettano questo momento lungamente. Grazie davvero. Appuntamento alla prossima edizione del Premio Terzani. Grazie a tutti, buonanotte.